Al confine tra la Polonia e la Bielorussia continua la crisi umanitaria con migliaia di profughi bloccati nelle foreste. Il Kosovo, a causa dei ritardi nelle vaccinazioni e dei molti contagi in estate, per ora sembra schivare la quarta ondata del Covid. La Bulgaria, flagellata dal coronavirus alle urne, ha scelto politici che vogliono combattere la corruzione. La ricostruzione in Albania a 2 anni dal terremoto, tra incertezze burocratiche e idee per un rinnovamento anche ecologico. Meno spreco, più solidarietà. In Macedonia 2 informatici rigenerano e riparano vecchi computer e li donano a famiglie bisognose. Una tragedia. Persone, famiglie e bambini usati per ricatti geopolitici. La loro speranza di trovare un futuro in Europa sta gelando nella foresta, stretta tra i manganelli delle polizie bielorussa e polacca. L'autoritario presidente bielorusso Lukashenko non demorde nel suo ricatto, manovrando la disperazione dei profughi in maniera spregiudicata, spingendo gruppi di migranti contro il confine polacco o evacuando famiglie in centri d'accoglienza oppure offrendo loro il ritorno in Iraq. Il governo di Varsavia risponde con la costruzione di un muro di filo spinato lungo la frontiera. Il premier Morawiecki ha definito le mosse di Lukashenko una guerra ibrida contro la Polonia. Vorrei sottolineare che al confine orientale della Polonia stiamo affrontando un nuovo tipo di guerra che usa i migranti come armi, dove anche la disinformazione è un'arma. Questa è una guerra ibrida, abbiamo bisogno di armi da utilizzare nel tipo di guerra propagandistica che stiamo affrontando. Sia il regime di Putin, sia quello di Lukashenko stanno facendo propaganda in modo molto efficace. Reżim Putina, Łukaszenki są bardzo sprawne. L'Unione Europea, senza slancio, appoggia la Polonia finanziando la nuova barriera di confine e con nuove sanzioni contro il potere bielorusso. La risposta a questa crisi politica innescata dalla Bielorussia da parte dell'Unione Europea è una risposta tampone, una risposta emergenziale. Ci sono dei fattori strutturali, ovvero il fatto che l'Unione Europea abbia trasformato l'immigrazione in una questione di sicurezza la rende perennemente ostaggio di regimi autoritari ai propri confini, ieri la Turchia di Erdogan, oggi la Bielorussia di Lukashenko, magari in futuro il Marocco, l'Algeria, la Libia in alcuni casi. Le risposte dell'Unione Europea, finché non si esce da questa logica, non possono che essere dei tamponi, dei tappabuchi che vanno a risolvere delle emergenze, ma non affrontano le cause strutturali. Il governo sovranista di Varsavia, guidato dal PiS di Kaczynski, ha reagito alla crisi proclamando lo stato d'emergenza e impedendo alla stampa e alle associazioni umanitarie di accedere al confine. Decisioni molto discusse in Polonia. La società polacca è profondamente divisa al suo interno, una parte approva l'operato del governo, chi approva la politica del governo ritiene che il governo stia in questo momento difendendo gli interessi del paese. Un'altra parte non lo condivide. La crisi al confine orientale del paese ha risvegliato un lato del carattere nazionale polacco molto antico, e cioè la capacità di organizzarsi dal basso. In questo momento ci sono tanti gruppi nel paese che raccolgono cibo, vestiario, medicine e si organizzano per portarli al confine orientale. La lacerazione tra la linea securitaria e quella umanitaria è presente anche nella Chiesa cattolica polacca. La Chiesa cattolica non ha preso posizioni ufficiali, anche il mondo del cattolicesimo polacco è diviso in due, perché da un lato c'è questo cattolicesimo molto nazionale, dall'altro però c'è anche un cattolicesimo che ritiene che l'aspetto umano travalichi di gran lunga quello politico. Sia l'Unione Europea sia l'ancora cancelliera Angela Merkel, per trovare una soluzione politica alla crisi, hanno coinvolto Vladimir Putin, considerato il padrino di Lukashenko. A Mosca però in molti rinfacciano al capo del Cremlino la colpa di essersi lasciato manipolare dal leader bielorusso, coinvolgendo la Russia in avventure pericolose. Speculazioni geopolitiche fatte sfruttando la disperazione dei profughi.
Nel suo sermone durante la preghiera del venerdì nella moschea imperiale di Pristina, l'imam invita i fedeli a vaccinarsi. Combattiamo questo diavolo, dice, sconfiggiamo la pandemia. Finita la preghiera comincia la somministrazione delle dosi. È il frutto di un accordo fra la comunità islamica del Kosovo e il Ministero della Salute per dare una nuova spinta alla campagna di vaccinazione. Sulla pagina Facebook dello stesso ministero, invece, a invitare la popolazione a vaccinarsi sono 4 idoli sportivi locali: Nora Jakova, Distria Krasniqi e Majlinda Kelmendi, 3 ori olimpici ciascuna nel judo fra Tokyo e Rio, e il loro leggendario allenatore Driton Kuka. Insieme mostrano, con le medaglie, il cerotto dell'avvenuta vaccinazione. A oggi circa il 40% della popolazione kosovara ha ricevuto 2 dosi, ma il paese balcanico non è stato travolto dalla 4ª ondata come i vicini. Anzi, nel bollettino quotidiano da settimane non si superano i 10 nuovi casi. I ricoverati in ospedale sono una 50, nessuno in gravi condizioni. Ci sono stati un paio di decessi nell'ultimo mese, questo in un paese di 1.800.000 abitanti. Dafina Ghegia, epidemiologa dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica, è la vice ministra della Salute. Ci sono varie ragioni per cui sembriamo quasi in un'isola rispetto agli altri paesi dei Balcani occidentali. La prima è il ritardo con cui è partita qui la campagna vaccinale. Il picco delle somministrazioni è avvenuto fra agosto e settembre, così molte persone sono state vaccinate negli ultimi 6 mesi e quindi sono nel periodo di massima immunizzazione. Ma negli ultimi 6 mesi ci sono state anche 100.000 persone che sono state infettate e sono guarite. La combinazione dell'immunità del vaccino e dell'immunità da guarigione può essere una ragione per la bassa incidenza dei contagi in Kosovo. Le misure di sicurezza sanitaria restano in vigore, compreso il coprifuoco dopo mezzanotte e le norme di distanziamento sociale, anche l'obbligo di mascherina all'aperto. Sembra una situazione tranquilla, ma dobbiamo fare attenzione per l'alto numero di contagi nei paesi vicini e nel resto d'Europa. Per questo restano in vigore le misure di sicurezza e di distanziamento e ci stiamo concentrando sulla campagna di incentivazione alla vaccinazione. In estate è quindi partita la campagna a tutta la popolazione e, come mostra questo video del Ministero della Salute, il Kosovo è diventato in poco tempo il paese con la più alta percentuale di somministrazioni per popolazione nei Balcani. Campagna a cui ha contribuito anche l'Italia. Dal 2020 abbiamo effettuato delle attività a sostegno naturalmente delle istituzioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria che ha colpito anche questo paese, con l'invio di una missione militare che ha distribuito dosi di vaccino e ha contribuito anche a un'azione di awareness, cioè di una campagna di sensibilizzazione. Successivamente abbiamo favorito l'inserimento del Kosovo, del paese, all'interno del sistema COVAX per poter avere dosi di vaccino adeguate per fronteggiare la pandemia. Ruben Radev, riconfermato presidente della Bulgaria, con ampissimo scarto dallo sfidante Anastas Gergikov, anche nel secondo turno di ballottaggio di domenica scorsa. Il candidato uscente, appoggiato da uno schieramento anti-Borisov, il premier che per 10 anni ha governato il paese, ha ottenuto il 66% contro il 31% del candidato, supportato invece dai conservatori del GERB. È stato un mese politico senza precedenti, con 2 tipi di elezioni che si sono concluse evidenziando chiaramente il desiderio della gente di cambiare, rompere con corruzione, rapina e illegalità e rimuovere la mafia dal potere.
La vittoria di Radev, popolare per il sostegno alle massicce proteste anticorruzione dello scorso anno, arriva ad una settimana da quella ottenuta alle parlamentari da Continuiamo il Cambiamento, partito fondato solo a settembre per iniziativa di 2 laureati ad Harvard, Peter Pekoff e Hansen Vasilev, ex ministri ad interim delle finanze e dell'economia, decise ad imprimere una svolta ad un paese chiamato alle urne per ben 3 volte in 7 mesi per l'impossibilità di formare un governo dopo le dimissioni di Borisov ad aprile. Resta la lotta alla corruzione la prima emergenza avvertita dai bulgari, condivisa e cavalcata dai partiti che occuperanno i 240 seggi del Parlamento. Al fianco di Continuiamo il Cambiamento e del GERB, Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria, guidato dall'ex premier, primi della lista si aggiungono il partito della minoranza turca, i socialisti, i socialconservatori del BPS, Rinascita e la formazione fondata dal cantante pop Slavi Trifonov. Resta da dire che meno del 40% dei bulgari si è recato alle urne. Dimitar Ganev è un analista politico, ha una visione ottimista del messaggio uscito dalle urne di novembre. Continuiamo il Cambiamento ha fatto una buona campagna elettorale, era ben posizionato politicamente e ha proposto un programma possibile. I suoi leader non parlavano solo di una qualche forma di revisione del governo precedente, hanno fissato un'agenda positiva e possibile e i bulgari volevano questo, perché è bello avere una rivincita, ma se i problemi si accumulano non si risolvono. A costringere il governo alle dimissioni lo scorso aprile erano state non solo le accuse di corruzione ed una serie di scandali, nel paese più povero dell'Unione anche la pesante politica di austerity aggravata dalla carovita imposto dalle bollette energetiche. Non ultima, la pandemia ha avuto un ruolo decisivo. La gestione della campagna vaccinale ha portato forti critiche agli amministratori pubblici. Solo il 30% dei 7 milioni di bulgari è vaccinato. Già da fine estate il numero di ricoverati nelle terapie intensive era aumentato in misura esponenziale. Oggi gli obitori sono al collasso e i malati gravi trasferiti in ospedali all'estero. Il terremoto è arrivato 3 o 4 mesi prima della pandemia, diciamo un terremoto gravissimo per la città, però abbiamo trovato la forza e abbiamo avuto un sostegno enorme dall'Europa. La scossa più forte alle 4 del mattino del 26 novembre del 2019, magnitudo 6.5, l'epicentro a 45 km da Durazzo. Scatta la solidarietà internazionale. Dall'Italia partono volontari della protezione civile, moduli abitativi e container con generi di prima necessità. Subito dopo arrivano gli aiuti per la ricostruzione e l'Albania si mette al lavoro. Di centinaia di edifici polverizzati, dopo 2 anni a Durazzo non c'è quasi più traccia. A Durazzo si costruiranno 24 palazzini là dove sono demoliti e hanno cominciato a costruire 2 nuovi quartieri, diciamo, che in tutto saranno 2000 appartamenti nuovi per i cittadini che sono rimasti senza casa, diciamo. Abbiamo 4000 famiglie che prendono il bonus dell'affitto. Abbiamo finito 14 scuole solo sulla città di Durazzo perché il perimetro del terremoto era diverse città e speriamo che dall'inizio dell'anno prossimo noi finiremo la parte più importante della costruzione. Era un momento molto difficile e speriamo che il prossimo anno tutto sarà un po' scordato. Nel secondo quadrimestre del 2021 in tutta l'Albania sono stati rilasciati 347 permessi di costruire, un centinaio in più rispetto al quadrimestre precedente, il 68% per abitazioni, il 14% per edifici non residenziali, il 17% per infrastrutture urbane e ristrutturazioni, in base ai dati dell'Istituto di Statistiche albanese.
La strada A3 che da Tirana porta a Elbasan è da poco diventata una moderna autostrada a 4 corsie, 50 km che accorciano i tempi e le distanze tra la capitale e i comuni dell'entroterra. Una strada che costeggia il grande parco tra le aree della città interessate dal nuovo piano regolatore Tirana 2030 che prevede entro quella data la trasformazione del capoluogo albanese e una radicale svolta green. Tra i progetti più innovativi il bosco verticale dello studio Stefano Boeri Architetti di Milano. I lavori del bosco verticale in Albania sono ormai a uno stadio abbastanza avanzato, nel senso che il progetto del bosco verticale a Tirana è una torre residenziale di circa 20 piani e attualmente le strutture sono state terminate e nei prossimi mesi, nelle prossime settimane inizieranno a montare la facciata. Gli alberi del bosco verticale di Tirana sono già stati piantati nella nursery, nel vivaio in Italia, un po' in Italia e un po' in Albania e prevediamo di iniziare a piantarli sull'edificio per settembre dell'anno prossimo. È il primo esempio di un dispositivo di forestazione urbana in una città in forte espansione. Pacchi regalo pronti per essere inviati nella capitale o in sperduti villaggi della Macedonia del Nord. A organizzare la spedizione nessun colosso della logistica globale, ma solo 2 giovani informatici animati da spirito di iniziativa e solidarietà. Stanno partendo 2 donazioni, una per Skopje e l'altra per un villaggio dove vive una ragazzina povera che ha da poco perso i genitori. Questo pacco è per lei. Nei pacchi non ci sono giocattoli né vestiti, ma computer rimessi a nuovo dopo un paziente lavoro di riparazione e programmazione. Si tratta di computer che ci donano un po' da tutto il paese, sia da persone che da uffici di studi legali, imprese, destinati a famiglie povere e socialmente svantaggiate. L'idea è nata per dare risposte a tutte quelle famiglie che in Macedonia del Nord vivono in estrema povertà e con risorse inadeguate. I computer sono fuori uso, obsoleti, comunque usati. Noi cerchiamo di ripararli e consegnarli come nuovi. 42 anni, una lunga gavetta come informatico, Bors vive nella città di Kavadarci, a un centinaio di chilometri dalla capitale, Skopje. Nella sua vita ha fatto di tutto, finanche i caffè per i manager delle aziende in cui ha lavorato. L'idea di diventare un programmatore solidale è maturata giorno per giorno, man mano che la vecchia attrezzatura lasciata dai clienti che acquistavano nuovi computer si accumulava negli sgabuzzini. Perché allora ha pensato non ripararli e non donarli? Si è messo in proprio e dal nulla ha avviato una raccolta ad ampio raggio, fondando un'impresa sociale nel cui marchio c'è già tutto il significato: donate un computer. In 6 anni abbiamo riparato e donato oltre 1100 computer, la maggior parte dei quali durante la pandemia, quando era fondamentale restare in contatto con la scuola e la società. Solitamente li doniamo a famiglie che, documenti alla mano, certifichino il loro stato di povertà. Quasi sempre si tratta di famiglie che già ricevono sussidi dallo Stato. Il numero di computer donati può sembrare esiguo, ma non lo è per una nazione che conta meno di 2 milioni di abitanti. I bit lanciati dall'impresa hanno fatto breccia nel cuore di tanti e grazie alla potenza della rete sono stati captati dall'Europa, presente in Macedonia del Nord con una delegazione che ha il delicato compito di valutare i progressi del paese in vista di un auspicabile ingresso nell'Unione. In occasione della giornata europea 2021, la delegazione ha assegnato a Bors il premio speciale alla solidarietà. This is truly an example of solidarity in practice, so I would like to invite you to join us now. Quando sono stato convocato da diplomatici dell'Unione, pensavo si trattasse di un incontro per fare il punto della situazione ed invece con grande sorpresa ho capito che mi stavano assegnando un importante riconoscimento. Francamente sento di essermelo meritato. Ora in tanti si sono fatti avanti per donare. L'iniziativa di Stamenov ha dato un'accelerazione all'alfabetizzazione digitale del paese. In agenda trattative con grosse società informatiche per offrire corsi gratuiti a chi riceve i computer, nell'animo
tutta la felicità che ogni donazione è in grado di regalare anche a chi regala. È una sensazione incredibile, bisogna viverla per capirla. Personalmente mi viene la pelle d'oca quando penso alla gioia che i ragazzi provano ricevendo in dono i computer. Poi ci ringraziano in tanti modi. C'è chi ci manda dei video, chi delle foto, chi poesie o testi di canzoni. Ogni volta per noi è un'emozione nuova.